Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle in un nuovo martedì e un nuovo appuntamento con l'oroscopo di Radio.0. In questo 22 giugno andiamo a sentire le ultime novità che ci raccontano le nostre stelle e andiamo subito a scoprire di più. Intanto un buon ascolto! Iniziamo quindi come di consueto dall'Ariete. Riflettori puntati sul fronte economico, non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi. Controllate con cura che non ci siano oneri pendenti o vecchi debiti sbadatamente dimenticati. Toro, qualche imprevisto mette a soqquadro i piani per la giornata, accettate di buon grado il cambiamento e riorganizzate le strategie. Un po' di scompiglio negli affetti in famiglia amplifica le vostre ansie, siete oggi un po' inquieti e più insicuri. Gemelli, probabilmente siete così presi dalla carriera o dallo studio che i divertimenti oggi segnano il passo, vietato sbuffare, le ferie sono alle porte. Potrete dare prova di grande serietà e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore. Cancro, su con la vita oggi che la luna in Scorpione vi supporta su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte, lasciando spazio alla ragione per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità. Leone, rasserenante l'atmosfera, restando concentrati sul qui ed ora, affrontando le questioni man mano che si presentano, mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare oggi, forse a causa di promesse fatte e non mantenute. Vergine, bel risveglio sotto l'egida della luna in Scorpione, seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore in piacevole compagnia. Le dimostrazioni di affetto delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri. Bilancia, non preoccupatevi troppo per una leggera virata verso il rosso del conto in banca, in seguito potrete ammortizzare con qualche introito imprevisto. Procedete speditamente sfruttando l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, mattinata protetta dalla luna nel segno, tanti aspetti positivi vi agevolano, ideali per comunicare, svagarvi e soprattutto cambiare aria. Romanticismo e poesia colorano il rapporto affettivo di tinte pastello, mettendo all'angolo le incomprensioni. Sagittario, oggi gli astri danno forfè, vi conviene volare basso accontentandovi dei piccoli piaceri quotidiani, una cenetta gustosa e a seguire un po' di relax. L'energia non è proprio al top, ma l'intuito può regalarvi un guadagno extra o un investimento fruttuoso. Capricorno, puntando sulla prontezza di riflessi, sulla fiducia che vi siete guadagnati con l'impegno, potete dare il via a un'iniziativa a cui tenete molto. Per assicurarvi il pieno successo dovrete apportare qualche piccola modifica o fare piccoli aggiustamenti. Acquario, cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete educatamente le scuse, ma scartate l'idea di render pan per focaccia. E chiudiamo con i pesci. Giornata promettente questo martedì grazie agli influssi astrali che vi danno man forte. In amore e nel lavoro, sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Cogliete con destrezza le occasioni al volo, approfittando dell'attimo quanto mai fuggente. Ed è tutto quindi dalle stelle di Radio.0, il nostro oroscopo di oggi si chiude qui, ritorniamo domani ancora con tante novità da raccontarvi. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0